investimento di quasi 60 milioni di euro, più 42%, e patrimonio vicino ai 500 milioni, più 15%. Il 2023 per Banca Prealpi San Biagio si è chiuso con risultati eccellenti. Nell'area fiera di Godega di Sant'Urbano ha approvato il bilancio e la destinazione dell'utile a beneficenza. La banca sosterrà infatti progetti a favore dei giovani, del terzo settore e attività a tutela del patrimonio artistico e architettonico locale. Un risultato particolare, veramente forse il migliore di tutti quanti gli anni, che però deve guardare anche ai contenuti interni del bilancio, a dire la solidità e soprattutto anche quella componente che noi diciamo che è la parte più di valore, che è quella relativa alla devoluzione al territorio di 5,5 milioni di euro, che praticamente ci porta chiaramente ad essere solidari con tutte quelle che sono le iniziative del terzo settore e tutte le iniziative del volontariato, che nel nostro territorio ce n'è veramente molto e che credo sia veramente importante e anche doveroso da parte nostra sostenere. Durante la giornata si sono svolte anche le celebrazioni per il 130° anniversario dalla fondazione dell'Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo. Una festa per i soci e l'occasione per ricordare la storia, iniziata nel 1894 con la fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Montaner, l'identità e i valori della banca. Una storia che era complessa ma che abbiamo voluto proprio raccontare attraverso la presenza di un libro che ha raccolto tutte le banche che si sono chiaramente inserite in questa grande storia. È un 130° sinceramente molto importante, pesante sotto il profilo anche dell'eredità che ci portiamo dietro, ma io credo che questo non potrà far altro che darci sprono, che darci ancora più energia per l'attività che dobbiamo fare in futuro. È chiaramente una base da cui partire e guardare soprattutto al territorio, guardare le esigenze del territorio credo che sia la cosa più importante per essere sempre e comunque rispondenti al nostro ruolo, che è il ruolo di servizio. E lo sguardo non può che essere rivolto verso il futuro. E gli obiettivi di fatto sono sempre quelli di rappresentare un punto di riferimento alle associazioni ma anche all'economia reale, che però guardi un po' anche alla solidarietà. Ecco, noi vogliamo continuare a essere questo faro, questo punto di riferimento che credo sia assolutamente importante continuare a portare avanti. Una visione sempre accorta e prudente che mette al centro il territorio e la comunità.